E vediamo adesso il 2017 del settore commercio. Com'è andata? Non bene, non bene, i numeri non ci soddisfano, continua la crisi, ha chiaramente varie motivazioni, purtroppo ogni anno si spera in una piccola ripresa e questo non avviene. Abbiamo purtroppo delle segnalazioni che ci saranno ulteriori chiusure all'inizio del 2018, quindi per noi è un anno assolutamente non positivo, direi drammatico. I numeri di questa crisi? I numeri di questa crisi sono il calo dei fatturati impressionante. Ormai dal 2009, diciamo dall'inizio della crisi, ogni anno c'è una perdita, che sia del 10%, del 20%, del 30% o del 50%, ma ci sono assolutamente questi cali e lo vediamo poi anche camminando nelle nostre vie dei paesi, della nostra città. Purtroppo le serrande chiuse sono sempre in aumento e questo assolutamente non è un segnale positivo, però pare che questo segnale non colpisca chi invece deve dare un'attenzione a questo fenomeno. Quindi speriamo che la politica prenda atto di questa drammaticità del nostro settore. Un settore che è anche combattuto su più versanti. Ci sono quelli che per esempio vorrebbero che nel settore commerciale fossero applicati spazi diversi per quel che riguarda il fenomeno dell'apertura festiva. Qual è la riflessione che fa Confesercenti? La riflessione che fa Confesercenti è che nel 2013 a livello nazionale abbiamo fatto una richiesta di firme, siamo andati in giro per l'Italia a raccogliere appunto le firme assieme alla conferenza episcopale italiana, quindi siamo un po' incuriositi dal fatto che qualche giorno fa si sono a livello nazionale dei politici pronunciati sulla necessità di intervenire. Noi l'abbiamo fatto nel 2013, abbiamo depositato alla Camera dei Deputati una proposta di legge per appunto la chiusura domenicale, quindi riteniamo che non ci fosse la necessità di una nuova idea di qualche giorno fa, ma è già lì alla Camera dei Deputati, quindi basterebbe andare, leggere e magari approfittare del lavoro che abbiamo fatto noi nel 2013. Ma quelli dei centri commerciali osservano che loro hanno un guadagno di quasi il 40% in più aprendo durante i giorni festivi. Come si può coniugare? Si può coniugare facendo, per esempio, prendendo come riferimento altre nazioni. In Germania i centri commerciali la domenica sono chiusi, in Francia sono chiusi, quindi non capiamo la necessità, l'obbligatorietà di dover aprire per forza la domenica, però la grande distribuzione sembra che faccia di testa propria senza rispettare niente e nessuno. Vedendo i dati del 2017 emerge il fatto che i negozi chiudono ma la ristorazione continua a moltiplicare i propri esercizi. Assolutamente sì, i dati sulla ristorazione sono positivi rispetto al commercio e ben venga. E anche rispetto all'ospitalità. Sì, e questo è un dato importante, positivo, che ci fa molto piacere, però poi noi dobbiamo valutare quello che è il nostro settore, cioè il commercio, quindi io non credo che faccia del bene anche alla stessa ristorazione se un domani la città sarà solo e esclusivamente di proposta del food o similare, insomma, non si può solo mangiare. Nel settore commerciale si è distinto un segmento in particolare, perché le cose sono andate molto ma molto bene nel 2017. Parlo del settore di chi vende l'auto. Come mai in questo settore, secondo voi, c'è stato il boom tra il 2016 e il 2017? Probabilmente perché c'era proprio un calo negli anni precedenti, quindi questo aumento può essere motivato da questo. Evidentemente qualcuno ha desiderio di spendere più per il settore auto, sappiamo che uno preferisce magari spendere magari anche, come dicevamo prima, per il mangiare o per avere la macchina nuova. Il problema è che il numero degli esercenti invece commerciali è quello che soffre maggiormente. Abbiamo
migliaia di negozi e non abbiamo migliaia di venditori di auto, abbiamo migliaia di negozi e non abbiamo migliaia magari di bar o di ristoranti. Quindi il settore del commercio è quello che soffre di più ma ha meno attenzione da parte della politica. Quindi cerchiamo di avere un equilibrio nel tenere a galla tutte queste realtà, quindi ben venga non solo l'aumento del turismo che è stato del 12-15%, ben venga l'aumento del numero delle macchine vendute, però non perdiamo di vista quello che è il reale problema delle nostre città, che è il commercio cittadino. Il commercio cittadino rende vive le città.